piove, a una settimana e st'acqua assai più triste mi mantiene che freddo quando è sera come viene quest'aria neve mo come anche tu stasera come anch'essa m'abbandona sta frega quando non se leva più. Stai lontana, non te fai vedere. E stai lontana e non te cura. La mamma piccia fuoco tutte le sere in questa camarella fredda e scura, ma che la piccia fa, vecchia mia cara, se non mi scarpa manco in braccio a te. Vecchia mia mi fa paura e l'ombra che si muove attorno a me. Che fredda sto cuore stai lontana, non ti fai vedere. Te stai lontana, non te cura, e non te cura. Ed eccoci qua, buonasera a tutti gli amici sintonizzati sulle frequenze di Radio Napoli Centrale. Una buona sera a tutti, oggi è mercoledì 9 dicembre 2020, sono le 19.08 minuti primi. Buona serata da Salvatore Albino e come sempre dal prof Gaetano Donatellis. Buonasera prof. Buonasera a te Salvatore, buonasera a tutti gli amici in ascolto, lontani, vicini e vicinissimi. Prof, oggi pomeriggio in musica, nel consueto appuntamento del nostro pomeriggio in musica qui su Radio Napoli Centrale. Oggi puntata dedicata alla mitica musica classica napoletana. Abbiamo ascoltato come sigla di apertura il brano Virno dalla mitica voce di Fausto Leali, voce un po' anomala per la canzone napoletana, no prof? Sì, ma però a me questa versione di Fausto
vivendo mi è sempre piaciuta perché la canta veramente con passione e trasporto. Prof, prima di iniziare la nostra diretta con le nostre notizie, le nostre canzoni pomeridiane, è giusto e doveroso lasciarti 2 minuti per i saluti iniziali dei 2 gruppi Facebook. Saluto come al solito gli amici di tutti i miei gruppi, incomincio da tutta la musica che è nel cuore, il gruppo dei Balli di Gruppo, Totò Peppino la Malafemmina, Telefilm e serie TV di altri tempi, gli amici del gruppo Noi di Soccavo e del gruppo di Soccavo per tutti i soccavesi, gli amici della municipalità e gli altri a questo momento non ricordo perché sono tanti di quei gruppi. Comunque li saluto tutti con un forte abbraccio. Prof, oggi è un'altra giornata uggiosa qui su Napoli, forti temporali, forti raffiche di vento si sono abbattute sulla nostra Napoli, non solo, anche la provincia di Napoli è messa in ginocchio. Vedevo alcune immagini che arrivano, se non erro, da Giuliano, che oltre 200 persone sono rimaste isolate, addirittura ci sono persone che non possono ritornare a casa per via di una voragine. Hai qualche informazione più specifica al riguardo, prof? Io adesso non so se si nota dagli occhi, io adesso mi sono svegliato, diciamo, leggevo tra veglia e sonno qualche notizia. E a me adesso sta venendo sonno, quindi stiamo là. No, ho sentito questa notizia di sfuggita stamattina che si era aperta una grossa voragine proprio all'ingresso di questo stabile, di questa strada, e molte persone addirittura erano rimaste in trappola che non potevano uscire di casa. Prof, dicevi anche delle allagamenti a zona fuori grotta via Campegna? No, parlavo con un amico poco fa che a via Campegna è scesa tanta di quell'acqua della collina di Posillipo che al momento ci voleva la barca per camminare. Allora, prof, in questo momento io ho condiviso le nostre dirette Facebook. Ricordiamo a tutti coloro che ci stanno seguendo che come sempre c'è la doppia live, la doppia diretta qui su Radio Napoli Centrale. Ci potete ascoltare tramite la nostra web radio, il nostro canale della nostra web radio, la nostra bambina nata oltre 10 mesi fa, durante il periodo dell'inizio della pandemia Covid-19, numeri che stanno salendo grazie ai dati statistici di ascolto, di mi piace, di varie trasmissioni, sempre quelli del nostro pomeriggio in musica. E un ringraziamento va a tutti coloro che ci ascoltano anche tramite i nostri podcast. Inoltre ricordo sempre a tutti di seguirci anche su Instagram, la nostra pagina Instagram, invito tutti a seguirla. In più invito anche a chi ci sta vedendo nella nostra diretta live streaming di mettere mi piace alla diretta e condividerla fra i propri contatti, perché il nostro motto, prof, è sempre il seguente: più ne siamo più bello parim, è vero, prof? Certamente, quando più ne siamo meglio stiamo. Sì, noi siamo contro ai DPCM, diciamo. I DPCM ci dicono di non essere tutti insieme, di non fare assemblamenti. Noi qui su Radio Napoli Centrale facciamo gli assemblamenti, ce la possiamo permettere, tanto ognuno siamo a casa propria, diciamo. Io in questo momento ci potremmo riunire. ci riuniamo. Prof, andiamo subito di corsa con i saluti che stanno arrivando sulla nostra pagina live streaming. Come al solito i primi saluti sono quello di Francesco Vallifuoco. Buonasera ragazzi, un abbraccio dall'Arenella, siete grandi siete voi che ogni giorno siete qui presenti ad ascoltarci, a condividere notizie, a parlarne in diretta. Però mi consentite un abbraccio particolare a Guadalupe e ad Antonio, un abbraccio forte, e poi a Simone e poi alla fine a Franco, quello là più di quarta scelta. Un abbraccio prima a Antonio, poi a Guadalupe, poi a Simona e poi a Franco. Grazie di vero cuore, vi voglio bene. Un'altra amica che ci sta seguendo live qui su Radio Napoli Centrale, l'amica Imma Guardiano. Grazie signora Imma, buonasera a tutti e grazie. Imma. E grazie sempre della condivisione della diretta di qui su Radio Napoli Centrale. Ripeto, oggi puntata speciale su Radio Napoli Centrale, io l'ho intitolata Canta Napoli.
perché non andremo a ascoltare le classiche canzoni neomelodiche del momento, la musica neomelodica di Napoli, ma oggi nello specifico andiamo ad ascoltare i brani della vera Napoli, come abbiamo fatto con il primo brano in programma dalla mitica voce di Fausto Leali. Abbiamo ascoltato il brano Virno. Prof, io su questi brani, su questi pezzi mi farebbe piacere anche l'ascolto dell'amico Carlo Senese, Antologia come te della musica classica napoletana. Ci sapete dire informazioni di uscita brani, di chi l'ha cantata, di tutta la storia di ogni brano della musica classica napoletana? Nel caso ritorna in live, in diretta, mi farebbe molto piacere averli qua con noi anche per un semplice saluto. Allora, grazie Franco, grazie a te. Allora, prof, andiamo subito in musica. Il prossimo brano in programma cosa andiamo ad ascoltare, prof? Vista la giornata ho scelto Chiova dalla voce di Sergio Bruni, se è possibile. Allora andiamo ad ascoltare insieme su Radio Napoli Centrale il brano Chiova di Sergio Bruni, con un po' di pubblicità all'inizio perché come al solito mi si è scaricato il tablet e Nel frattempo dico che questo brano è stato scritto da Libero Bovio e dal maestro Nardella ed è stato pubblicato nel 1923. Andiamo ad ascoltarlo in diretta. Sergio Bruni, Chiova. Tu stai malata e canta, tu stai morendo e canta, son 9 giorni no, cacchio, e se fa freddo nell'aria, e se fa cupocina, e tu dinda sto gelo, tu sola amore. Chi sei tu sia Canaria, chi sei tu sei la mare, tu sei la mare che pure quando canta canzone no. Gesù, ma come io. Canta canzone no. Gesù, ma come io. Prof, brano più adatto al momento non potevi scegliere, diciamo, è stato fatto apposta
perché ricordiamo che purtroppo sono giorni che viene tanta acqua giù qui su Napoli e provincia. Diciamo che si spera in un Natale meno piovigginoso, diciamo, quello che arriva notizie dal TG Meteo, arrivano notizie che Natale ci dovrebbe essere freddo, ma non dovrebbe piovere. Tu hai notizie di meteo? No, tanto poco importa, tanto dobbiamo restare a casa, belli chiusi dentro al caldo. Arriva allora, prof, il commento della signora Imma Guardiano. Buonasera prof e Salvatore, grazie signora Imma, buonasera a lei, grazie mille per essere in diretta con noi. E arriva prof una richiesta da Francesco Vallifuoco, mi fai ascoltare Ipocrisia? Così sarà fatto, no prof? Ipocrisia di Angela Luce, bellissima canzone. Allora, non è proprio della classica canzone napoletana, ma è una canzone che piace. Andiamo ad ascoltarla in diretta, la richiesta fatta da Francesco Vallifuoco, il brano Ipocrisia. Campari Negroni. Rivederti con l'altra donna che ti vive accanto mi lascia indifferente. Ora che fra noi due non c'è più niente, ora che il nostro ieri altro non è che un foglio ingiallito dal tempo. Ipocrisia, gettare l'acqua e avere tanta sete, morir d'amore e dire non è niente, desiderarti e far l'indifferente. Di gelosia io sto morendo. Salutarti unitamente a chi ti vive accanto con aria indifferente, quando nel cuore è vivo un sentimento. Mi fa impazzire, sai, io voglio te, io amo più te che la vita. Vorrei gridarlo che io sto fingendo,
e di gelosia io sto morendo. Dalla mitica voce di Angela Luce abbiamo ascoltato il brano Ipocrisia, chiesto su richiesta qui su Radio Napoli Centrale dall'amico Francesco Vallifuoco. Scusami, volevo solo ricordare che con questa canzone Ipocrisia Angela Luce si classificò al secondo posto al Festival di Sanremo del 1975 e ci fu anche una discussione in merito perché meritava di vincere. Già l'abbiamo spiegata più volte questa situazione, perché non è la prima volta che la trasmettiamo qua in diretta su Radio Napoli Centrale. Prof, al momento in diretta ci ha raggiunti anche il tuo collega, l'amico Vincenzo Boccarossa. Buonasera signor Vincenzo. Ciao collega. Poi c'è stato un cambio di account, ci ha raggiunti anche poi in diretta. Secondo me stanno con due account accesi, sia Francesco Vallifuoco che la moglie Simona Esposito, che saluta il prof. Ciao, buonasera professore. Ciao Sasi. Ciao Simona, ciao Franco. Un abbraccio a tutti. Prof, il prossimo brano in programma è ancora una richiesta particolare che mi tocca un po' in particolar modo. Lei ha qualche modo in più di ascoltarla in maniera particolare questo brano, perché ha avuto la fortuna di vivere, anche se era piccola, dei momenti della sua vita col nonno, il mitico nonno. Io non l'ho conosciuto, non so se tu lo conoscevi, prof, il nonno Salvatore. Hai avuto modo di conoscerlo tu? Sì. Io purtroppo no. La richiesta è la seguente. Allora, mi piacerebbe ascoltare Coro Ingrata, la cantava sempre con il nonno Salvatore. Andiamo ad ascoltarla insieme. Prof, io Coro Ingrato con quale artista la posso far sentire in particolar modo? In prima mi esce Giuseppe Di Stefano. È uno che andava per la maggiore. Oppure Sergio Bruni, Claudio Villa. Giuseppe Di Stefano preferisco. Ok, allora andiamo ad ascoltare il prossimo brano in programma, richiesta da Simona Esposito. Un brano che ci tocca a noi due in particolar modo, perché lei mi racconta adesso live in diretta che era un brano che cantava in particolar modo il mio nonno Salvatore. Quindi lo vado ad ascoltare con un po' di emozione anche da parte del mio cuore. Andiamo ad ascoltare. Diciamo pure che questo brano è del 1911. 1911. Mamma mia. Sì. L'ha cantata per primo il grande Enrico Caruso. E noi invece l'andiamo ad ascoltare dalla voce di Giuseppe Di Stefano. Coro Ingrato. Stupare con me da spasa
senza tu non te ne sto a soffrire perché sto a soffrire, non si può credere, sto a soffrire tutte le spasime. Lasciala stare.
Ed eccoci qua, siamo ritornati rigorosamente in diretta qui su Radio Napoli Centrale, sempre in compagnia del prof Gaetano Donatellis e da me Sabato Ravvina. Abbiamo ascoltato il brano dalla mitica voce di Giuseppe Di Stefano, il brano Corangrata, brano Volevo solo dire, io mi sono oscurato perché ho fumato una sigaretta. ci è arrivata una cazziata live nei commenti della diretta di ieri sera. Per evitare ulteriori discussioni. Comunque hanno ragione. Hanno ragionissimo, prof, hanno ragionissimo. Non purtroppo però io non posso oscurarmi, se mi voglio accendere. Però chi mi ha cazziato conosce benissimo me e sa che sono un accanito fumatore. Allora, scusa, non lo faccio più. Purtroppo, prof, o ci alterniamo con le sigarette, perché se me la devo accendere io mi oscuro io e metto te, perché poi lasciare il video all'oscuro e nero sembra brutto poi per la presenza di chi ci segue. Purtroppo abbiamo il vizio del fumo, nuoce gravemente alla salute, notizia che diamo sempre qui su Radio Napoli Centrale. Il fumo fa male, anche ci scusiamo anche ai bambini che possono vedere il filmato, che noi che siamo con la sigaretta in mano, non fate bravo, non fatelo, fa male, il fumo ostruisce le tue arterie, infatti il fumo fa male, però purtroppo non posso oscurarmi, per un paio di ore che siamo in compagnia, che siamo in diretta, non posso fare a meno, ascoltando una canzone e l'altra, di fumarmi una sigaretta per rilassarmi, perché il piacere di essere in diretta con voi è sinonimo anche di relax per me, perché mi isolo per 2 ore dalla quotidianità normale, dei problemi della famiglia, del lavoro e quant'altro. Allora sfoghiamo insieme, cantando e liberando ad alta voce, cantando in questo caso i brani della musica classica napoletana. Chiunque, no prof, diciamo, noi napoletani, ascoltando questi brani, chi è che non le canta mentre le ascolta? Diciamo un po' tutti noi. È quello che stavo per dire io. Ascoltare queste voci come quella di Giuseppe Di Stefano, guarda, è una cosa che ti manda proprio in estasi, per chi è appassionato di questo tipo di musica. Ti dirò sempre la mia, io sono sempre schietto e sincero quando dico una cosa, sarà anche un mio difetto. Non conoscevo l'artista, conoscevo il brano, ma l'avevo ascoltato da altri artisti napoletani. La prima volta l'hanno cantata tutti questa canzone. La voce la può cantare. È la prima non volta. Voce, sì, non sì. ti azzardare. No, infatti. È la prima volta che l'ascolto da questo artista. Grazie, mi hai fatto commuovere. Tu mi hai fatto una tua, Simona. Il guaio qual è? Non conoscevo che questo era uno dei brani che piaceva al nonno. Adesso me lo metto in playlist in macchina e me lo ascolto la notte mentre mi dirigo a Caserta per andare a lavorare. Dopo lo scarico e me lo metto nella mia pennetta, così lo ascolto quotidianamente durante la mia trasferta quotidiana a Caserta. Prof, andiamo subito in musica. Io oggi voglio andare proprio a ruota libera con la musica, perché ogni minuto che perdiamo a commentare, già ogni giorno commentiamo sempre, diamo numeri, decessi, contagiati, curva, quello e quell'altro. Oggi voglio andare solo con la musica, 1 ora e mezza, perché approfittando della canzone classica napoletana, la nostra origine della musica, ricordiamo che Napoli aveva anche il Festival di Napoli, dove parecchi artisti hanno reso omaggio all'evento. Ti ricordi qualche vincitore al momento, prof, del Festival di Napoli? Della musica classica napoletana? Ce ne sono stati tanti, adesso al momento non lo ricordo, dovrei fare una lista. Uno. Anche il prossimo brano che segue, quello che ti ho messo in scaletta. Questa è bella, prof, io la canto sempre questa, perché è uno dei miei brani preferiti. E questo invece è uno dei brani che cantava la nonna Teresa. Questo è uno dei brani, l'hanno fatto pigliare con l'anno 1, così se caso mai mi vengono a cazziare nel sonno, che io me li sogno sempre, prof. C'ho questa cosa. Dopo, se la trovo, ti metto quella che piaceva tanto a mio padre, a tuo nonno. Pure nonno Peppe ci piaceva questa canzone. Ma un'altra in particolare. Un'altra in particolare. Allora dopo, anzi, se me la scrivi nella nostra chat privata, io salto tutte, dopo le salto tutte di quello che mi hai messo, e dopo aver ascoltato questa qua andiamo a mettere subito quell'altra latina che piaceva tanto a nonno Peppe. Allora adesso
Sì. Adesso andiamo ad ascoltiamo- ascoltare Sergio Bruni, O ritratti in Aninella, va bene prof? Dalla voce di Sergio Bruni, ti piace? Va benissimo, e questa qua è stata presentata al Festival di Napoli nel 1955 ed è stata scritta da Antonio Vian e Pasquale Scarpò. Il brano è il seguente, O ritratti in Aninella, dalla mitica voce di Sergio Bruni. Caro pittore, mescola con il sti colore, prova da fare un quadro di valore, pittici una madassa seta nera, pittici due corvine scure scure, una fravolazza cosa e una schiuppa di rosa rosa te, chi sto ritratto in Aninella, sospiro e vaso ardente, promesse e giuramento, bellezza e rarità. Chi sto ritratti e ci manna Aninella, che fasi malassata, si amore mai pernuto, chi sto ritratti ce la già manna. Caro pittore, mescola con il sti colore, prova da fare un quadro di valore, pittici una tempesta in mezzo mare, pittici a turcignata cento cuore, una vipera maligna, con l'occhio e fuoco pronta a muzzica, chi sto ritratto in Aninella, sospiro e vaso ardente, promesse e giuramento, bellezza e rarità. Chi sto ritratti e ci manna Aninella, che fasi malassata, si amore mai pernuto, chi sto ritratto ce la già manna. Sospire vaso ardente, promesse e giuramenti, bellezza e rarità. Chi sto ritratti e ci manna Aninella, già che di mani spose, le voglia fa sorpresa, chi sto regale nozze caccia fa. E dalla mitica voce di Sergio Bruni abbiamo ascoltato il brano Ritratti in Aninella, prof. Mitica canzone della musica classica napoletana. Come si fa a non cantarla, diciamo? Stasera secondo me torno a cena con mia moglie e la mia famiglia senza voce, perché li sto cantando tutti a squarciagola, credo come me, tutti voi ad ogni brano state cantando quello che ascoltiamo dalla scaletta preparata dal prof Gaetano Donatellis. Inoltre poi se vi va, come ha fatto l'amico Francesco Valifuoco, Simone Esposita, se vi va di ascoltare qualche brano della musica classica napoletana in particolar modo, lo potete scrivere tranquillamente nei commenti della nostra live, della nostra diretta, lo potete scrivere nella chat della nostra web radio di Radio Napoli Centrale, da chi ci sta ascoltando tramite il nostro canale della nostra web radio. Sotto il play vedete che c'è la richiesta di chat, lo potete scrivere lì tranquillamente. Ogni vostra canzone, no prof, lo mettiamo in diretta, la ascoltiamo insieme. Allora, il prossimo brano in programma invece è la richiesta. Abbiamo ascoltato il primo brano è quello che piaceva al nonno Salvatore, il secondo quello che piaceva a nonna Teresa. Adesso andiamo con le canzoni del lato materno. Questa è una canzone che dedica in particolar modo anche il prof, no prof? Te la passo come tua dedica e io mi associo alla tua dedica. Certo, la dedico a mio padre
che la cantava da mattina e sera ascoltando la radio. Io ricordo benissimo che agli inizi degli anni 50-57 è una canzone che andava per la maggiore a quel tempo perché era interpretata da Claudio Villa e dal, sto andando a memoria, Sì. e dal quartetto Cetra. Prof, Poi se trovo ti metto anche quello che piaceva tanto a mia mamma. assolutamente, prof. Io non so se io già secondo me già te l'ho detto in privato. Allora, io ho un ricordo, abbiamo vissuto, chi di noi nella famiglia non ha vissuto per un periodo breve termine a casa con i nonni, diciamo. È stato un periodo della mia vita che ho vissuto, ero piccolo e ho vissuto a casa a Soccavo, a casa dei nonni. E mi ricordo che dopo aver fatto il pranzo quotidiano delle ore 13, il nonno si fumava la sigaretta e se ne andava nella stanza vicino ai radio, il radietto e quant'altro, e si ascoltava un brano. Io, prof, era una cassetta con un artista sopra, era tutto vestito in bianco, non riesco mai a ricordare l'artista in questione, ma c'era il brano in particolar modo che ricordo sempre, faceva Annare, Annare, e allora anche questo era un brano che cantava sempre, lo ascoltava tutti i giorni. Io ho fatto vari tentativi di ricerca musicale, l'ho scritto in tutti i modi, non sono stato mai capace di... Era tutto vestito di bianco, all'epoca c'era un cantante napoletano, Mauro Caputo, che... No, non è Mauro Caputo, perché altrimenti l'avevi ricordato, era un artista, sai, classico napoletano, che al momento mi sfuma, non è Mauro Caputo. Io ho cercato di trovarla in tutti i modi, sono stato mai capace di trovare, diciamo, quella canzone. Ti ricordi qualche altra parola che... No, mi ricordo sempre questa cosa che diceva Annare, Annare, ricordo sempre questa. E poi si chiama la mia sorella. Brava, quasi Annarello, brava. Allora, andiamo subito in musica, andiamo ad ascoltare il prossimo brano in programma dalla voce di Claudio Villa, il brano Suonatore Pianino, dedicata da Gaetano Donatellis in particolar modo, da tutto il gruppo Facebook, sempre capitanato da Gaetano Donatellis, quello di Donatellis La Famiglia. Colgo l'occasione per salutarvi a uno a tutti gli zii, nipoti, cugini, a tutti quanti. Al gruppo, siamo veramente tantissimi, al gruppo WhatsApp che abbiamo, Donatellis La Famiglia. Un abbraccio a tutti, andiamo ad ascoltare Suonatore Pianino dalla voce di Claudio Villa. Il mio collega che gira la manovella, se mette in capo nu tutto balla e traballa. La mia consorte per miezza sta folla con i piattini non dire se va, e che non venga a San Pietro a maiella ma arrangia a cantare. Sentite suonare sta pianina, mamma bella che volete bene, che Napoli ste terre canzone, e c'è mare casa da vedere, non fa niente con signore che non tiene soldi spiccia, senta musica 2 ore, cosa faccia e se ne va. Sentite suonare sta pianina, mettitela a cantare la la, mettitela a cantare la la.
musiccia, senta musica, 2 ore volta faccia se ne va. Sentite le giura di sto violino, mettite a cantare la la, mettite a cantare la la. E dalla mitica voce di Claudio Villa abbiamo ascoltato il brano Suonatore Pianina. Andiamo subito con il prossimo brano in programma. Ferma. Ok, allora andiamo ad ascoltare il prossimo brano in programma, sempre qui su Radio Napoli. Andiamo con l'ultima richiesta familiare qui su Radio Napoli Centrale. Il prossimo brano era un brano che invece ascoltava nonna Titina, prof. Questa è un'altra, ma questa mi piace di più. Quale ci piaceva? Questa e poi? Talas di Mario Abate. L'ho fatta cantare in punta di morte, figurati. Mettiamo Talas, vai. Talasso, Mario Abate. Talasso, allora, Talasso, Mario Abate. Eccola qua. Sì, la nonna stava morendo e io gli misi l'auricolare per fargli ascoltare questa canzone. Andiamo ad ascoltarla insieme. Possaccio non ho di laggiù capito, ma che te son marito, te crire comandare. E può capirmi tutta casa mamma, non ha già più a costare, ma come m'ha già spartere, mamma può vedere, e tu per farla chiagnere, ma può sempre con te, no. Con tutta che voglia tanto bene, con tutta che ti sente in te bene, te lascia sì perché se non rispetta mamma mia, tu non vuoi bene a me. Sientami buono, non dare retta a gente, come non è malamente, e ognuno va a vedere. E chi viene a parlarti male mamma, non parla bene te, ma tu non li a credere, se non mi fai dannare. Io so contenta a cirmi, ma lascia mamma, con tutta che ti voglia tanto bene, con tutta che ti sente in te bene, te lascia sì perché rintasto caro mamma mia, sta scritta prima di te. C'è la geritta mamma, vi sbagliate, ma chi ve l'ha contata tutta st'infamità? Chi porta una mamma mia non ne può dire, è degna di portare, mamma se mi sa chiagnere per fa contenta a me, te può vedere per dire che c'era che scusa a te. No,
benedice, si stonga in croce, pure so felice. Se tu vuoi bene a me, va, cerca scusa a mamma e io cerco scusa a te. Ed eccoci qua, sempre in diretta qui su Radio Napoli Centrale. Abbiamo ascoltato dalla mitica voce di Mario Abate, canta Telas. Prof, allora arriva un commento di Francesco Valifuoco. Ragazzi, ma poi ragazzi a chi? Prof, ragazzi a me? Scusa. Mi hai visto buono. Ma perché al prof non glielo chiedi? Scusa. Di Mario Abate è bella anche Con tanto amore, il brano Con tanto amore, una classica napoletana. Poi mi fai ascoltare Papà è Natale di Patrizio, la metteremo verso la fine sicuramente, perché questo è un altro brano che abbiamo messo di recente qui su Radio Napoli Centrale, però te lo voglio far ascoltare e te la dedico, però la mettiamo più verso la fine della nostra live, della nostra trasmissione. Allora, prof, prima di andare ad ascoltare il prossimo brano in programma, voglio salutare a chi ci rende omaggio nelle proprie attività commerciali. Andiamo a salutare Renato Guida e Lucia Donatellis della Ristotrattoria Demeter, sito in via Santa Chiara 49 Napoli. Un saluto a Renato, un saluto a Lucia. Hanno riaperto, hanno ancora chiusi, prof, il ristorante? No, è chiuso. Non si sa la riapertura a quanto? E siamo ancora in fascia arancione. Ancora non si sa nulla. E inoltre andiamo a salutare gli amici del supermercato La Gran Cumana dei fratelli Russolillo. Il supermercato si trova a Fuorigrotta a via Cumana 23. Amici che ci hanno omaggiato dalla loro sponsorizzazione qui su Radio Napoli Centrale. Se entrate a fare la spesa lì su Radio, se entrate a fare la spesa nel supermercato La Gran Cumana, ascolterete la musica da noi scritta e ideata appositivamente con la lettura delle offerte del supermercato Russolillo. Prezzi bassi tutto l'anno, offerte valide, c'è il volantino che tra poco condivideremo in diretta sulla nostra pagina ufficiale Facebook, offerte valide dal 5 al 31 dicembre con consegna a domicilio, prezzi bassi tutto l'anno, buon Natale. Questo è lo slogan dei supermercati La Gran Cumana dei fratelli Russolillo, che si trovano a Fuorigrotta via Cumana 23 Napoli. Un abbraccio a tutti voi. Allora, eccolo qua. Ho fatto un complimento al prof con ragazzi. È vero. Ti ringrazio, Francesco. Grazie. Allora, io sono un ragazzo dentro. È la cosa più importante, quello di essere ragazzi dentro, no, prof? Allora, io dimostro di essere ragazzo fuori, ma dentro secondo me sono bicci 50 anni. Allora, andiamo adesso con il prossimo brano in programma dalla scaletta del prof, ideata dal prof Gaetano Donatellis. Quando mamma non ci sta, Armando Marra. Questa è una canzone della tradizione propria napoletana, anche se è stata scritta nel 1904 da Salvatore Gambardella e Giovanni Capurro. L'ascoltiamo in chiave moderna da Armando Marra. È una canzonetta. Allora, andiamo a vedere quando mamma non ci sta, non ci sta, eccola qua, dalla voce di Armando Marra. Andiamo ad ascoltarla in diretta. A guardarti sembra così, è una cosa che non mi va. Qualche giorno fa me salì, quando mamma te non ci sta, io non posso arrivare a capire che carattere tieni tu. Mo ti trovo a chicchirichi, mo ti trovo cuccurucù. Quando vago per te parlare, sembra che mi ha già affidato. Ma potremmo dire così, bene mamma, ma lei da qua, c'è sta frate, ma non guardare. A chi sante vuoi far male.
per st'amore che sento in me, non reale te voglio fare, se l'accetta voglio vedere, che ne dice mamma e papà, e volesse pure tenere, non ricorda per mastipà, sì signore che male non c'è, non ricordo come può dare, tu farai una cosa a me, io ti rongo una cosa a te. È l'amore così si fa, che ci passa fra me e te, mangatela da sapere, acqua a mocca e la si parla. Quando frate da purarra, anche un mese chiacchiai chiù, Moriala poi va a guardare, sembra che non parla più, anche un mese mi sembra pure pata da cane un po', sai che mamma da pappura, e pure essa fanno tutto, posso guardare tutti e tre, e sta volta non faccio a te. Quando è che si sa qua, tu rispondi se sa per me, sturiale lo fai perché? Perché chi la sta aiuta già, posso guardare tutti e tre e sta volta non faccio a te. Quando è che si sa qua, tu rispondi se sa per me, sturiale lo fai perché? Perché chi la sta aiuta già. Ed eccoci qua, sempre in diretta, sempre in compagnia del prof Gaetano Donatellis, ideatore della scaletta odierna della musica che stiamo ascoltando qui oggi in diretta su Radio Napoli Centrale. Abbiamo ascoltato il brano Quando mamma non ci sta, Armando Marra, dalla mitica voce di Armando Marra. Prof, invece adesso voglio fare un salto nella scaletta, perché vedo negli ultimi brani che hai scritto un brano che a me piace in particolar modo, e anche questo io lo canto sempre perché è un brano che mi è sempre piaciuto. Io l'ho ascoltato sempre dalla voce di Mario Merola, l'ascoltavo, ma tu invece hai scritto Mario Abbate o Ash, giusto prof? Sì. Diciamo anche questo brano l'hanno cantata tanti artisti. Tantissimi. E questo è un brano, figurati, del 1939. No, aspetta, non mi sto sbagliando. Wash, eccola qua. È del 1946, scritto nel subito dopoguerra da Ea Mario e Giuseppe Cardarola. E noi invece lo andiamo a ascoltare dalla voce di Mario Abbate, il brano Oash. A gente che mi vede sentinella, Nanza Stuash, la mattina sera. ma chi si dice a perso il cervello, ma come se giocate sta maniera, e invece voglio bene a una figliola, che sta in tuo vasce non è vasciaiola. No, sto vasce non è vasce, una regge a meglio regge, e sì signoro vade e mastrasce, e sì signora mamma e baglia segge, ma ne fatta che la figlia che è una vera meraviglia, capi sbaglia è nata là. A mamma dice no, signore mia, a sta secondo piano non sia mai. E o padre dice quanto è certo Dio, io in chiana terra ci sto buono assai. E intanto la figlia che la bella zita, può sta con loro quando si marita. No, sto vascio non è vascio, una regge a meglio regge, e sì signoro padre e mastrasce, e sì signora mamma e baglia segge, ma ne fatta che la figlia che è una vera meraviglia, capi sbaglia è nata là. E
a ieri sera mi sono appiccicato quei genitori miei che hanno ragione. Papà che pronipote titolato dice a dove a farnichi sto blasone, ma io penso che per due occhi è brillante scena a cavallo pure non rignante. E sì signor padre ma strascia, e sì signora mamma e maglia seggia, ma hanno fatto che la figlia che è una vera meraviglia, capi sbaglia è nata là. E dalla mitica voce di Maria Abate abbiamo ascoltato il brano Oash. Prof, adesso voglio fare uno sgarro alla tua scaletta, perché io l'ho ascoltata stamattina, il prossimo brano che voglio fare ascoltare qui in diretta su Radio Napoli Centrale, perché stamattina nel mio giro di consegne quotidiane mi trovavo a Via Petrarca a Posillipo. Nella curva di Via Petrarca, sai, si vede il Golfo di Napoli, si vede tutta Napoli, diciamo, è la curva più bella del mondo, secondo me, quella, la curva di Via Petrarca, dove si nota tutta Napoli, no prof? Un balcone Napoli. Stamattina pensi che non si vedeva niente? No, si vedeva una Napoli uggiosa, però era limpido il quadro, perché non c'erano nuvole, non c'era nebbia, era suggestivo vedere Napoli sotto la pioggia, con un mare non in tempesta, un mare alto che andava a sbattere sugli scogli di Fora Caracciolo, prof, come diceva, a fare una camminata Fora Caracciolo, come diceva De Filippo. Fora Caracciolo. Allora, il brano che vi voglio fare ascoltare è a Cartolini Napoli. Io stamattina l'ho ascoltata dalla voce di Angela Luce, solo che già abbiamo ascoltato Angela Luce. Facciamo un attimo. Senza offese per Angela Luce, ma Giulietta Sacco. Allora, vediamo. Giulietta Sacco, a Cartolini Napoli. Io l'ho trovata pure subito live qui in scaletta, e noi la andiamo ad ascoltare sotto correzioni del prof, dalla mitica voce di Giulietta Sacco, il brano a Cartolini Napoli. Autohero, compra con la un tua po' auto sempre di online pubblicità, facilmente. qualche secondo, Autohero consegna. Eccola qua. Mi arriva stamattina una cartolina e non potute non che m'ha mannata mamma
basta dare pulina. Napoli, oggi è scritta per te questa canzone. Come tu puoi sta felice, mamma dice, lontana tanta Napoli, lontana tanta mamma te, e sopra mille spasime, gore tengono spine, quando confronta America con questa cartolina. Oggi è scritta per te questa canzone. Oggi scritta per te questa Ed eccoci qua, siamo ritornati rigorosamente in diretta. Abbiamo ascoltato dalla mitica voce di Giulietta Sacco il brano A Cartoline Napoli. Prof, Sai perché ho scelto questa versione? vai, spiega. Perché Giulietta Sacco mi ricorda tanto la prima interprete che ha eseguito questa canzone, che era Gilda Mignonetta. Diciamo che questo brano è del 1927, scritto da Giuseppe De Luca e Pasquale Buongiovanni. Prof, adesso qui andiamo subito sempre a ruota, sempre ad ascoltare brani su Radio Napoli Centrale. Oggi non diamo spazio a brutte notizie, lettura di vari commenti e quant'altro, andiamo solo ad ascoltare la bella musica napoletana. Allora, voglio dare voce al re di Napoli. Tu l'hai messo nella scaletta, il mitico Mario Merola. Nello specifico hai scritto il brano Qui fu Napoli. Sì. Hai qualche informazione al riguardo prima di ascoltarlo, prof? Sto cercando nella mia lista, che non finisce mai qua, c'è una lista da 700-800 canzoni. Comunque ascoltiamo e poi dopo do qualche notizia. Prof, mi è arrivata una mail da parte di Facebook che mi dice: gentile utente, visto i suoi splendidi risultati nella visualizzazione delle vostre live, vi vogliamo dedicare una richiesta pro a soli 40 euro al mese per farvi uscire live in diretta senza interruzioni dei brani in esecuzione. Gli ho risposto, ho detto no, va bene così, 40 euro al mese. Comunque il brano che adesso andiamo ad ascoltare, Qui fu Napoli, è stato scritto da Ernesto Tagliaferri e da Ernesto Murolo nel 1924 e poi cantata e data luce per la maggiore dall'artista Mario Merola. Andiamo ad ascoltare il brano in programma Qui fu Napoli. Vago
con una pronta fuoca zucchero l'amore ci stendiamo in terrarina mi esprimo giarrone cielo e stelle amore chiede e io canto qui con la risuona me rivana pensieri e stasera sono voce stesse marrà io e la lezione posso e la voglio mare tiranno anche meglio a me con chitarra hanno baciato la barchetta passa mai rossa e verde l'acqua torna tu non guardi non guardare e di vaso stavo quello con più sfizia e passione stavo quella Giulianella voce di netta ballona e io canto qui con la sulle medie rimane pensieri stasera sono forse a noi, forse uvina, sta facendo s'abbandona, tu da tua non me lascia a me, coperta di una stella con cucina che si va. Nonna, nonna, stuocchio bella, so sinfonia di scalone. Dindo sogno smalioso, ma la caccia, o piscina pericolosa, da nascondere in queste braccia. E io canto qui, montano di nessuna media, di mano pensieri dietro da stasera, sono E dalla mitica voce di Mario Mera l'abbiamo ascoltato il brano in programma Qui fu Napoli. Prof, arriva un messaggio da Francesco Vallifuoco. Sono due i re di Napoli, Merola e il nostro magico Diego Armando Maradona. Erano loro i nostri re di Napoli. Notizia che possiamo dare adesso pian piano sul mondo che arriva di Armando Maradona, che domani ufficialmente prof, lo sai che domani c'è la partita fra Napoli e Real Sociedad, valevole per l'ultimo turno di qualificazione all'Europa League? No, mi giunge nuovo questa notizia. Prof, ma non eppure dai c'è tutto stadio, c'è la prima partita insieme e poi vi dite no, a verità proprio facciamo offrire Aurelio De Laurentiis. Io sono andato allo stadio, ti dico io, una decina di volte. E mo davi la partita, prof, se aspettiamo a De Laurentiis e mo da magna. Posso dirti una cosa? Vai. Non ho mai pagato. Mai pagato? Mai pagato. Prof, allora, adesso vi a toccare un tasto dolente. Sono andato 3 volte al trofeo Moretti, entrando con... Capirla a mano, trasisse capirla a mano, sponsor. No, sono entrato da persona come si deve. No. Prof, è capitato più di una volta litigare con mia moglie per sta cosa, diciamo, perché come ben sapete, chi mi conosce in famiglia, chi mi conosce tra gli amici e quant'altro, non c'è partita del Napoli che io non vado a seguire. Già sta proprio male, già teneva freve, ma mi arrivo Napoli a casa, dici, ma già sta proprio male, oppure... Io l'ultima partita che ha fatto con il Crotone
ho acceso la TV e me ne sono andato di là. Sono tornato quando è finito per vedere il risultato. Fa sempre questo, prof, fa sempre questo. Dici, ma appicciate le lezioni e battete. Figurati. Allora, mo do una notizia live. Adesso lo posso dire che ormai sono passati 6-7 mesi. Ormai il fuoco si è abbassato. Ho fatto una scelta radicale della mia vita cambiando lavoro. Una di queste cose è la seguente, perché avendo il negozio non mi costringevo, dovevo fare tanti sacrifici per mi aprire una partita di Napoli. Allora, abitavo prima a Giuliano. Allora, cosa facevo io per andarmi a vedere la partita allo stadio, per andare in trasferta? Dovevo prendere i bambini, i miei 3 figli, portarli a casa di mia mamma, mia moglie che doveva andare in macelleria, al mini market. Io me ne andavo, lasciavo 2 o 3 giorni, poi ritornavo, mia moglie trassessata, il creatura che faceva uno sbattimento. Ho detto, sai che c'è di nuovo? Il Napoli io non me lo perdo, che è l'unica cosa che tengo, è l'unico sfogo sociale. Oltre alla radio, l'appuntamento quotidiano, il mio sfogo personale è Napoli e mai c'è Bruno. Ma questo fatto del Covid mi ha un po' bloccato, diciamo. Per forza maggiore ce le stiamo vedendo a casa, ma spero quanto prima, anzi colgo l'occasione per salutare gli amici nella persona proprio del capo Ultras del gruppo Ultras Napoli 1972, sito alla Loggetta, il zio Alberto Mattera, capo Ultras del gruppo Ultras Napoli 1972, che ci siamo visti proprio di recente alla veglia di Diego Armando Maradona alla Fiaccolata fuori allo stadio. Un forte abbraccio, in tutte e 2 lacrime. Ho rivisto l'ex amico Vincenzo Busiello, ex capo Ultras storico. Sono stato con il figlio Mario, persona amico mio che colgo l'occasione per salutare e vi voglio tanto bene. Prof, lo stadio ti insegna tante cose anche della vita, diciamo. Non è che le persone seguono il Napoli, si vede una partita 90 minuti e finisce là. Per me mi hanno trasmesso anche tanti valori i ragazzi degli stadi, diciamo, che abbiamo un ideale, uno stile di vita, rispetto per la persona, rispetto in tutto. Veramente non è solo i 90 minuti della partita, ma è proprio in generale, in contesto in generale, che mi fa stare bene, e quindi seguo. Poi ho conosciuto i ragazzi delle trasferte del Napoli, del capo in testa Maurizio Palumbo Maui, anche lui un malato drogato del Napoli che segue il Napoli dappertutto. Comunque, prof, mi sono un po' dileguato su sta cosa, perché lo sai, quando metti in mezzo discorso di Napoli non ce ne usciamo più. Comunque la questione era, facendo 2 calcoli, diciamo, da 15 anni a questa parte, se avrei messo da parte tutti i soldi abbonamenti allo stadio, tra soldi per le trasferte, fra biglietti e viaggi, ritiro del Napoli in Trentino, a Castel di Sangro, tutti i soldi che ho speso per il Napoli, è stato nei 2 appartamenti, non che ne tengo 0, è stato nei 2 appartamenti con i soldi spesi per il Napoli. Però sono soldi che non mi rimpiango, perché sono soldi spesi con il cuore e mi hanno fatto stare bene e mi fanno stare bene. Allora, quando tu spendi una cosa, no, prof, quando spendi soldi per stare bene, stai bene proprio con te stesso. Allora, eccolo qua il commento di Franco, anche lui, prof, Franco Fallifuoco, malato drogato del Napoli, però lui lo vede da casa, tranquillo, a divano, pantofolaio. Però ci ricorda, con Busiello stava in curva B negli anni degli scudetti. Beato te che hai vissuto, Franco, gli anni degli scudetti. A me gli scudetti ricordo solo la festa del secondo scudetto, diciamo. Non ricordo partite viste allo stadio, perché papà mi rimaneva a casa, diciamo, e se ne andava a vedere lui la partita allo stadio. Ero piccolino, giustamente 3, 4 anni, 5 anni. Non mi portava. Ricordo la festa della Coppa UEFA. Noi abitavamo ai Camaldoli. E mi ricordo la sera quando il Napoli vinse la Coppa UEFA a Stoccarda, ricordo la festa ai Camaldoli, fuochi, bei ricordi. Faremo una serata, prof, la dedichiamo in settimana, sabato la vogliamo dedicare, una serata alla storia del Napoli. Ci mandiamo esce le canzoni, penso di sì, no? Una richiesta musicale penso che esce. Certamente. Allora, andiamo adesso. Che ore sono, prof? 20 e 24. Si è fatta pure una certura. Allora facciamo una cosa. Andiamo con i saluti finali. Diamo appuntamento a domani. Domani che cosa vogliamo fare, prof? Così diamo appuntamento agli amici per la puntata di domani. Cosa ti va di fare domani? Domani è giovedì. Rimane giovedì sul puppetto. No, sono gnocchi. Ah, signor.
Facciamo un po' di anni 60-70. Va bene. Che piacciono. Vai, allora domani facciamo anni 60-70. Venerdì voglio fare, prof, volare luce ad un artista che noi ci sono due di artisti che volevo dare luce. Già l'abbiamo fatto, le trovano anche nei nostri podcast, però risale a 10 mesi fa, quando registravamo solo un quarto d'ora, poi mezz'ora. Adesso possiamo trasmettere quando vogliamo, non siamo limitati con il tempo. Poi abbiamo anche la doppia diretta Facebook, che è una cosa fatta da poco. Vorrei condividere di nuovo, volevo fare uno speciale su Nino D'Angelo, le canzoni vecchie di Nino D'Angelo. Prof, che le dici? Sta bene. Allora, domani anni 60-70, mix Italia straniere, dedicata a tutti gli amanti di questo genere musicale. E venerdì, allora, prof, un attimo abbiamo fatto già le prossime 3 puntate. Domani mix anni 60-70, dopo domani facciamo speciale Nino D'Angelo, canzoni vecchie, e sabato facciamo una puntata dedicata al Napoli, così ci proiettiamo anche alla partita di campionato. Allora, alla tua età stavo sempre allo stadio. Come si fa a stare lontano dallo stadio? Scusami, ma domani a che ora c'è la partita del Napoli? Domani? Non lo so, penso alla sera dovrebbe giocare. Non credo prima delle 19, no, prof? Mi hai fatto un dubbio, ma vediamo. Ma dovrebbe giocare l'Europa League, dovrebbe giocare tutto in diretta. Napoli. Real Sociedad, eccola qua. Allora 18:55, bravo prof. Allora facciamo una cosa, di mano sa che facciamo sta partita, ci avremo insieme in diretta, ma fa sta cosa, prof, facciamo un commento così ci bloccano. No, non trasmettiamo le immagini, casomai ci rimane partita in diretta e la commentiamo. Ma nemmeno l'audio puoi far sentire, credo. No, l'audio nostro, noi che commentiamo ci rimane partita insieme 18:55. Allora facciamo una cosa, se casomai domani ci vediamo la partita in diretta insieme, ci rimane partita insieme, eravamo 4 amici al bar, la puntata di domani eravamo 4 amici al bar, trasmettiamo insieme la partita del Napoli, ce la vediamo insieme e la commentiamo insieme in diretta qui su Radio Napoli Centrale, poi trasmettiamo tutti di un giorno la programmazione che abbiamo fatto. 18:55, ma mando sto a me, sto fatto 18:55 domani, non ci volevo proprio. Allora, prof, vai con i saluti finali. Però prima di andare con i saluti, mi dici cosa vogliamo trasmettere come ultimo brano in programma? A tuo piacimento, vai. Visto che si è fatto sera, è quasi notte, Palomma notte cantata da Enzo Romagnoli. Vai adesso con i saluti finali. Allora, saluto gli amici di tutti i miei gruppi, gli amici dei gruppi WhatsApp, gli amici vicini, lontani e lontanissimi e quelli che ci hanno seguito fino adesso. Non dimentichiamo mai di salutare la signora Antonietta Napolitano, il nostro amico Carlo Senese, che non sento più, il nostro amico Vincenzo Boccarossa, i 2 nipoti Francesco e Simona e tutti quelli che ci hanno seguito e prestato attenzione fino adesso. Prof, qual era l'artista? Buonasera a tutti. Prof, qual era l'artista? Palombe Notte, chi era? Enzo Romagnoli. Enzo. Un cantante di giacca. Romagnoli. Vediamo se esce. Enzo Romagnoli canta Palomba, va bene? Palomba. Ok, trovato. Allora, una buona sera è un'altra Palomba, non è Palomba di notte, ma è... questa è Palomba ti chiamava mamma tua. Palombe Notte, allora Palombe Notte ce l'ho, eccolo, no, ce l'ho di Roberto Murolo, Sergio Bruni e basta. Solo Sergio Bruni, vai. Sergio Bruni, Palombe Notte, eccola qua. Allora, un abbraccio a tutti, grazie di vero cuore per essere stati presenti qui su Radio Napoli Centrale, appuntamento a domani per vederci insieme la partita del Napoli, la commentiamo in diretta, casomai un po' live andiamo in diretta, con solo qualche secondo, casomai mandiamo un po' di audio, qualche secondo, poi stacchiamo, vediamo di non faccia acchiappare da Facebook su sta cosa, dai, che già sono stato bloccato per 3 settimane per mezzo di aver trasmesso la partita del Napoli.
Appuntamento a domani, grazie di vero cuore a tutti, un forte abbraccio da Salvatore Alvino e il prof Gaetano Donatellis. Buona serata a tutti. Buona serata. Pienamente sta palomma, come gira, come volta, come torna nata volta, sta ceroggia attenta, palomma che sta non è rosa oggi sono mia, e tua forza che avvicina te vuoi mettere. Vattene pazzarello, va palomella e torna, storia così fresca e bella. Oh, pica e pure, ma voglia chiano chiano, e come brucia mano per te ne vuole cacciare. Caro libero capriccio, tu puoi far scontenta nata, e poi quando alle lassate, tua donata vuoi volare. Troppo ora stai stringendo, ustinata piccerella, ma fornisce la stiscella pure tu te puoi bruciare. Vattene pazzarella, va palomella e torna, storia così fresca e bella. Oh, pica e pure, ma baglia chiano chiano, e come brucia mano per te ne vuole cacciare. Torna va palome notte, rinda all'ombra dosinnata, torna a stare imbarzamata, cada sape consolata, rinda scura e per me sua, sta carrelarda e si strua, ma guardessa tutte e due non posso supportare. Vattene pazzarella, va palomella e torna, storia così fresca e bella. Oh, pica e pure, ma baglia chiano chiano, e come brucia mano per te ne vuole